Negli stessi giorni in cui si scriveva la Costituzione repubblicana italiana, i tedeschi scrivevano la loro Costituzione e guarda caso anche quella con scelte autenticamente federaliste, molto più eroici i tedeschi nel poi andare a gestire la loro Costituzione nel post-guerra e davano vita ai Länder tedeschi, cosa che da noi non è accaduta perché poi la gestione, nonostante la Costituzione autenticamente federalista, la gestione è stata autenticamente centralista. Nel teatro politico del Parlamento va di scena l'audizione del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, protagonista assoluta, l'autonomia, che il governatore chiarisce, non è la secessione dei ricchi. A noi fa male sentir dire che la secessione dei ricchi, che è una secessione mascherata, è un atto di ingordigia e di vanità di alcune regioni. Decisamente no, per due motivi. Il primo perché di 20 regioni italiane, 17 hanno già intrapreso il percorso di autonomia. Di 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso di autonomia. 5 delle 17 sono regioni autonome. Le altre 12 sono regioni che hanno chiesto il percorso per l'autonomia. Ma questa è la Costituzione, non è la babele istituzionale, questa è la Costituzione. Questa è la Costituzione, l'iter è avviato. Le competenze che il Veneto chiede certo costano, ma l'intesa prevede una compartecipazione sui tributi. Insomma, quella che si è messa in moto è una vera e propria sfida. Cioè si dice, per gestire quelle competenze ti serviranno queste risorse, quindi ti garantiamo con il gettito di oggi questa percentuale che copre quelle risorse. Se il gettito aumenta perché l'autonomia porta economia, perché l'autonomia porta sviluppo e tutto quello che sapete, ti mantengo la premialità, ti do la compartecipazione anche sull'extragettito. Però nessuno legge il contrario questa norma, che se l'autonomia o se ci fosse depressione economica scendesse sotto quel gettito del calcolo base, noi dobbiamo provvedere da soli a gestire quelle competenze perché lo Stato non ci dà i soldi. Quindi autonomia è assolutamente responsabilità. L'audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale segue l'incontro di Luca Zaia, assieme agli altri presidenti delle regioni, con il ministro Erika Stefani. L'intesa è pronta, dovrà essere portata in Parlamento, ma il treno dell'autonomia ormai è in corsa e non si ferma più sul binario della Costituzione. Noi siamo convinti che i presupposti giuridici ci siano tutti. Dopodiché, se a qualcuno non piace il titolo quinto, non piace il comma 3 della Costituzione, del 116, 117, 118 e 119, non fa altro che, nella sua veste magari di parlamentare, di rappresentante dei cittadini, produrre una modifica della Costituzione, la porta in Parlamento e vedrà se gliela votano oppure no. Grazie.